È un giorno di festa carnevale per l'inaugurazione del piazzale adiacente alla chiesa Monsignor Alfredo Bastogi, parroco dal 1994 al 2003 e a cui la comunità di San Giacomo di Carnevale è rimasta molto legata. Ci ha insegnato a tenerci per mano durante il Padre Nostro e questa era una cosa molto bella, e finito il Padre Nostro andavamo a condividere la pace con l'Assemblea e poi finito la messa lui aveva proprio abitudine di farci trovare le caramelle in sacrestia. Per quel tempo che io ho potuto conoscerlo, nel suo animo era veramente l'animo del pastore e al di là di essere vicario generale la missione che preferiva era quella di essere tra la gente. A scoprire la targa sono state le sorelle di Bastogi, Anna e Luisa. Mi diceva sempre che aveva i bambini, per farli star bravi, li metteva intorno all'altare, si davano mano, così io servivo messa e stavano bravi. Quando poi qualcuno faceva qualche piccolo o qualche risatina, io li guardavo senza dire niente e stavano zitti. E poi rideva perché lui amava i bambini, sì. Uno e via. Il piazzale, ci spiega il sindaco di Correglia Ligure, era stato oggetto di lavori circa 7 anni fa. Si è aspettato per inaugurarlo che fossero terminati anche quelli sul sagrato della chiesa, che sono stati finanziati dalla parrocchia. Da chi è partita la volontà di intitolare questa piazza a Don Bastogi? L'idea era un'idea comune, sia come, ripeto, comune e popolazione di Carnevale, perché come dicevo Don Bastogi ha lasciato un ricordo qua che era indelebile e il minimo che potessimo fare per lui era intitolargli questa piazza. Per l'occasione era presente il vescovo di Chiava di Giampio De Vasini, che ha impartito la benedizione e dopo l'inaugurazione ha celebrato la messa nella chiesa di San Giacomo. Al termine un momento conviviale. Per noi è una gioia, è una felicità che davvero sembra che oggi è vivo Don Bastogi e che anche la sua famiglia sta qua. Presenti anche persone arrivate da fuori Correglia. Per le nostre festività veniva sempre a Soglio, come del resto lui era affezionato a tutto l'entroterra e oggi mi fa molto piacere essere qua per l'intitolazione di un nuovo piazzale, perché già alcuni anni fa gli era stato intitolato il piazzale panoramico della chiesa di Soglio.